Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di finire il presepe nella radio. Bentornati amici ed amiche qua su questo video di Acchiappa l'idea, tutorial presepi. Oggi finiremo il presepe nella radio che abbiamo lasciato in sospeso da domenica scorsa. I bla bla e la spiegazione con grado di difficoltà eccetera sono nel video 1. Nel video 2 c'è già la realizzazione della struttura. Eccola qui, quindi tutta la struttura con il colore e l'intonaco l'abbiamo realizzata nel video 2. Nel video 3, che è quello che andremo a fare oggi, metterò le luci che mi ha mandato la Frisa Presepi e che ringrazio. Metterò le foglioline, le pagliuzze, tutto il materiale diciamo vegetale che mi ha mandato di ramipresepi.com che ringrazio, utilizzando la colla che mi ha mandato, colla 21, che ringrazio. Ma non perdiamo altro tempo che ho voglia di iniziare a lavorare e deve venire proprio un bel lavoro. Ci vediamo alla fine del video con le considerazioni finali. Per prima cosa vado a inscurire con un colore tendente al verdone, al verde oliva. Questo qui è un acquerello liquido, le parti dove l'acqua sarà un pochino più intensa. Poi vado con la colla a caldo a saldare la vasca in maniera precisa in modo che la resina poi non esca. Poi prendo questa che è una resina liquida già miscelata, diciamo, non bicomponente, da modellismo, che serve per fare appunto l'effetto acqua nelle parti meno spesse, perché nella parte più spessa poi ci metteremo quella bicomponente. Qua sto andando a installare una tenda e a fissare in maniera definitiva la porta. Poi vado a mettere della paglia laggiù in fondo, quindi prendo della colla vinilica e prendo un pochino di paglia fine e la sminuzzo ulteriormente in modo che sia appunto di circa un paio di millimetri, massimo 5, e poi tolgo l'eccedenza e la incollo già nel fondo della grotta. Poi inizio a ragionare sulle luci. Quella lì è quella del fuoco, quindi sotto il nostro pannello faccio un incavo per incastrare il filo, come vedete, e lo fisso con 2 pezzi di nastro isolante. Poi dopo queste qui sono le luci che andranno sul soffitto della grotta. Faccio un buco laterale e poi vado a fissarle appunto al soffitto dove non si dovrebbero vedere. Lì sopra ci andranno quelle altre, ma prima vado a finire il fuoco. Ho questi brillantini rossi che li attacco con della colla del cianacrilato e vedete l'incastro intorno alla nostra lampadina in modo che aumenti lo sbrilluccichio. Poi ho messo questo telo nero dietro alla casina in modo che la luce non vada da tutte le parti e ho costruito questa specie di supporto sotto per sospendere una luce dentro a quella casina. Adesso vado a installare le luci sul soffitto della radio, saranno delle luci arancioni perché quelle bianche erano troppo intense, e le incollo con la colla a caldo. L'eccesso dei cavi è comodo fare una specie di rocchetto da nascondere sotto in modo da non averli tutti in giro. Ora prendo la resina bicomponente A più B e, seguendo le indicazioni, vado a mettere la giusta quantità di A e la giusta quantità di B, pesando i prodotti, e poi si mescola molto bene in modo che i 2 componenti si attivino e lo si va a colare dentro alla vasca che abbiamo creato prima. E poi lo si lascia asciugare. Prima che si asciughi del tutto però inseriamo dentro all'acqua delle foglioline e delle pagliuzze in modo che sembrino piante che crescono appunto dentro all'acqua. Ecco, non possiamo farlo dopo, deve essere ancora morbida la nostra resina. Per incollare sto sperimentando l'attivatore per il cianacrilato, che è un prodotto molto interessante. Basta mettere una goccina di cianacrilato, cioè di colla tipo Attack, e poi dare una spruzzatina e in un secondo si indurisce all'istante il tutto. Molto bene, adesso vado a fissare in maniera definitiva la fonte lì sulla sinistra, come vedete, e poi vado a fare quello che è il pavimento
della nostra struttura, che al momento è solo colorato, mentre invece ci vogliamo mettere un po' di paglia e un pochino soprattutto di sabbie. Ho delle sabbie del deserto di vari colori, ce n'è una rossastra, ce n'è una giallina e poi c'è la polvere di tufo. Quindi prima si gira con il pennello e lo si dà in maniera non perfettamente uniforme ma abbastanza distribuita, e poi sassolini un pochino di vari colori, di varie tinte, di varie granulosità, in modo da rendere tutto un po' irregolare, e ne si mette un pochino anche sopra i sassi, perché alla fine la sabbia viene trasportata dal vento, quindi finisce poi anche sopra le strutture. Bene, per quello che riguarda le statuine, vedete che queste qua sono delle Landi Muraduzzo che ho presentato nel primo video, direi. Hanno una basetta. Allora abbiamo un paio di possibilità: o andiamo a prendere della sabbiolina come questa e andiamo a ricoprire la basetta, oppure possiamo provare a togliere la basetta proprio. Quindi in particolare in questa qui, dove si attacca solo per i piedi, a differenza magari di questa che è un'operazione un pochino più complicata, andare a eliminare la basetta, proverò a fare come mi hanno consigliato. Ho preso dell'acqua calda e adesso la immergo per ammorbidire un attimo la plastica e poi vado a tagliarla con il cutter. L'idea è quella appunto di mascherare un pochino le basette. Ho realizzato anche questo piccolo mucchietto di legnetti che dovrà andare poi qua a coprire il fuoco. Ci ho messo anche davanti alla lampadina questo ciuffetto di lichene, perché altrimenti la lampadina ti brilla negli occhi e non mi piaceva l'effetto. Dovrebbe venire circa così il fuoco, una cosa del genere. Ora vado a realizzare quello che sarà un alberello, quindi la struttura è fatta con un rametto di timo e sto andando ad attaccarci della Teloxys. Il tutorial specifico su come fare queste cose l'ho già realizzato e si chiama Vegetazione per presepe oppure ulivo. Comunque li trovate entrambi sul canale e li potete andare a vedere. Comunque per attaccare l'erba si usa la colla spray. Bene. Per fare il cielo là dietro ho trovato questa carta qui che dovrebbe essere tipo una carta di cotone da acquerelli, non lo so. Fatto sta che l'ho trovata a pochi euro perché era una cartoleria che chiudeva, e quindi ho pensato che potrei prendere un pezzo e metterla là dietro e poi colorarla un po' come fosse un acquerello, dando dei colori sfumati. E adesso vado a tagliarla di misura con delle forbici per fare il pannello che andrà dietro. Lateralmente ho pensato che potrei lasciare il marrone, un po' per complicarmi un po' meno la vita, un po' perché tutto sommato mi sembra che ci stia, e vado a fare solo il pannello dietro che secondo me invece merita. Allora, mentre il nostro cielo finisce di asciugarsi, ho fatto qui un piccolo taglio nel pannello in modo da poterci infilare poi il filo del trasformatore. Sono andato a guardare dentro e ho notato che là dentro c'è una zona un po' più chiara, quindi adesso ve la faccio vedere e la colorerò un attimo con l'impregnante in modo da rendere tutto più uniforme. Poi ho pensato anche che le pareti laterali in realtà le lascerò marroni.
Vado quindi a mettere della vegetazione in tutto il nostro presepe. Questo qui è del lichene bianco stabilizzato che avevo già, e poi dopo inizio a utilizzare il materiale che mi ha fornito dioramapresepe.com e vado a mettere, cercando di fare qualcosa che abbia un senso, un po' in qua e in là, varie erbette, vari ciuffetti. Vedete che metto una goccina di cianacrilato e poi ci spruzzo sopra la bomboletta di attivatore in modo che faccia presa all'istante e dopo diventa proprio estremamente resistente. E quindi faccio dei ciuffettini di erbette, lì sopra il tetto vado a mettere questa stoffa a fare tipo da tappeto e una piccola anforina, e poi proseguo aggiungendo, ogni tanto uso il Vinavil, ogni tanto uso il cianacrilato, qua faccio un buchino per mettere una specie di arbusto, come potete vedere, e poi con i peli del pennello naturale, vado a fare tipo dell'erba secca, sempre fissandoli utilizzando l'attivatore e il cianacrilato. Vedete? Vengono proprio dei ciuffettini, dopo vedrete una volta che è finito come rende proprio bene. In mezzo ai ciuffettini di erba metto dell'altra erbetta che sembra tipo della semente dell'erba che è cresciuta un po' di più ed è andata prima a fiore e poi a seme, vedete questa qua. E per ultimo andiamo a fissare in maniera definitiva, utilizzando la colla a caldo, tutte le varie statuine, quindi prima la Sacra Famiglia e poi i vari pastori e le varie pecorelle che abbiamo pensato di sistemare qua nel presepe. Ed eccolo qui, questo è il presepe finito. Adesso andiamo ad aprire. Eccolo qua. Allora, adesso per accenderci le luci bisogna sistemare il trasformatore qua in una ciabatta e poi abbiamo queste due ciabattine sostanzialmente con due attacchi diversi, questi qui da 2,5 e questi da 2,1. A queste ciabattine ci andremo ad attaccare sia questo che è il piccolo altoparlante che fa la musica, che gli attacchi delle luci che abbiamo sistemato dentro. Ecco qui, questo è il retro del nostro presepe e ci sono tutti i vari spinotti. Ho collegato tutto, come potete vedere, quindi sistemiamo dentro e andiamo a richiudere il pannello. Ecco fatto, quindi andiamo a fare la prova. Bene, amici, finalmente è finito qua il nostro presepe. Eccolo qui. Sono piuttosto soddisfatto del risultato, secondo me è venuto davvero bene, e anche di tutte le soluzioni che ho trovato per tutti i piccoli problemi che ho incontrato. Il cielo fatto così tutto sommato mi convince, come mi convincono molto anche le luci che ci ha dato la Frisa. Costano sicuramente un pochino di più che le catene, quelle con i LED già preinstallati, ma i due prodotti secondo me non sono neanche paragonabili. La soluzione sarebbe quella di fare i collegamenti fatti a mano con singoli LED, che però da un lato è più complicato, poi non è alla portata di tutti e forse non ne vale neanche la pena, data proprio la praticità di utilizzare i LED con gli spinotti che ti forniscono loro. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete un'idea di quanto potrebbe valere questo oggetto qua, contando che la lavorazione l'avete vista e quindi il tempo necessario lo riuscite a stimare anche voi. Fatemelo sapere qua sotto in un commento, lasciate un like se vi piace, condividete il video, tutte quelle cose lì che dicono sempre gli youtuber, ma comunque noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!